Amici bellini, mancano poco meno di 48 ore alla chiusura del calciomercato, adesso che vi arriva, insomma, che sto registrando, quindi dobbiamo capire il Napoli se ha chiuso così con Lindstrom oppure se ci sono altre cose, perché il gioco delle coppie adesso lo spieghiamo bene. Cominciamo! Allora, amici bellini, nel dare il benvenuto a Fabio D'Agostino, che mi sembra doveroso, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi, che bello, qua arriviamo a 20.000 nel giro di poco tempo e io devo superare, l'obiettivo è stare sempre al pari con gli abbonamenti del Napoli, e per tanti anni sono stato davanti a loro, tanti anni, lasciate il like, non fa niente, non ha importanza, grazie per tutto il vostro supporto. I like sono il mio... una boccata d'aria fredda. Allora, dobbiamo parlare del gioco delle coppie per capire, perché adesso a livello numerico il Napoli ci sta. Chiariamoci bene, abbiamo fatto il discorso delle liste, c'è un video apposito che se vi siete persi secondo me è interessante, perché molti mi chiedevano, ma i 4 giovani, 4 del vivaio, 17 giocatori che non hanno legami, quindi su questi 17 il Napoli al momento ci sta. Poi però potrebbe uscire Lozano, che tutti legano all'operazione Lindstrom, entra Lindstrom, esce Lozano, quindi il Napoli che si toglie un ingaggio pesante. Però in questo momento dai Di Marzio ci fanno sapere che non c'è ancora un accordo totale tra il Napoli e il PSV Eindhoven. Questo può anche, ci ragionavamo con gli amici abbonati, potrebbe anche essere conseguenza del fatto che il PSV Eindhoven deve giocare il preliminare oggi di Champions League, magari mentre guardate il video la stanno giocando, e quindi si deve capire se fanno la Champions, una serie di discorsi legati anche a Bakayoko, non sappiamo ancora. Però di sicuro per quanto riguarda il Napoli io quasi non lo volevo fare questo discorso, però c'è un limite a tutto. Con una Brabham tattico ve la devo leggere sta cosa, io cerco di evitare le cose che non mi piacciono e di sottolineare le cose che mi piacciono. Quando però la narrativa è falsa, si deve dire falsa, e invito l'autore dell'articolo a contattarmi in privato e a parlarne in privato, senza... È falso, dite le cose false su Lozano pur di... l'unico vero obiettivo è andare contro Gattuso, ma basta, e non lo voglio nemmeno difendere Gattuso, non mi interessa più, è storia vecchia e passata. Io voglio sapere cosa vi ha fatto questo allenatore privatamente, che pur di attaccare lui fate un articolo falso su Lozano. Ve lo devo leggere perché non esiste proprio. Con l'addio di Lozano se ne va un pezzo del sogno tricolore azzurro, fortemente voluto da Ancelotti. Divenne il bersaglio preferito da chi contro Ancelotti ha diretto una crociata. Fu messo al margine del progetto da Gattuso. Io, senza andare nemmeno nello specifico delle cose, voi già dovreste capire, storcere il naso. Ma io mi ricordo che con Gattuso Lozano fece la sua migliore stagione. Andiamo avanti un attimo. Lozano lascia Napoli, ma nella storia del club e della città ci resterà per sempre. Campione d'Italia con le lacrime, fortemente voluto da Ancelotti, si presentò con un gol allo stadium, bla bla bla. Diventa poi il bersaglio preferito di chi? Contro Ancelotti ha diretto una crociata mediatica tra radio libere e social. Questo ha contribuito a generare tra i tifosi l'idea che fosse un calciatore non all'altezza della squadra, eppure è idolo in Messico e in questi 4 anni in maglia azzurra ha collezionato 120 presenze e 23 gol, uno scudetto e una Coppa Italia. Aggiungo a questi numeri che sono incompleti, parliamo di 120, ma solamente in campionato. Se andiamo ai numeri totali, arriviamo, e leggo, a 155 presenze, perché ce le devi mettere le coppe. 105, che era proprio uomo di coppa Lozano, si fidava di Lozano in coppa, specialmente proprio per la sua esperienza internazionale. 155 partite di Lozano, 30 gol più 17 assist. Attenzione, perché io poi questo articolo che tende a difendere Lozano ma in realtà attacca solamente Gattuso, io sono uno di quelli che Lozano lo difende, perché molti stanno dicendo via Lozano, non serve, non è mai servito, perché si porta appresso il peso del cartellino che è stato pagato tanto. Può essere che non abbia dato quello che ci aspettavamo, ma è stato anche molto sfortunato, troppo spesso infortunato. Andiamo avanti. Con l'arrivo di Gattuso fu messo al margine del progetto. Al tecnico calabrese tutto catenaccio e
è arrivata la grandissimo Umberto, è arrivata la copertina di questo video. Tutto catenaccio, mamma mia, che disonestà. Tutto catenaccio e preghiere offensive vede venirvi in un'ala troppo offensiva e indisciplinata tatticamente, scatenando le ire dei tifosi messicani che ritenevano Gattuso non in grado di comprendere il talento del Chucky. Questa cosa ce la ricordiamo, ma parliamo del mezzo anno di Gattuso, quando prese la squadra ammutotinata, quando prese il disastro di Ancelotti e bisognava risolvere. E ricordo benissimo le cose dei messicani che se la prendevano con Gattuso, ma Gattuso ci disse anche: guardate che questo come calcia cade, ed era proprio vero, perché me lo ricordo bene. Dopodiché l'anno successivo divenne un titolarissimo, capiamo. Con Spalletti le cose cambiano, la disonestà. Con Spalletti le cose cambiano e Lozano contribuisce alla vittoria dello scudetto giocando quasi sempre da titolare o in staffetta con Matteo Politano. Il suo addio in sordina non gli rende quella carezza di riconoscenza che meriterebbe, soprattutto perché è stato uno dei protagonisti della storia, quella scritta dopo 33 anni. Con l'addio di Lozano se ne va un pezzo di quello che è stato il sogno di colore azzurro, con buona pace degli haters. Haters sei tu che stai odiando a Gattuso. Io che amo Lozano, che mi è piaciuto quello che ha fatto con il Napoli, non ho bisogno di fare un articolo contro Gattuso per dire che Lozano è un giocatore che non accompagna in braccio, che ringrazio, gli do quella carezza che dici tu e guardo avanti perché è arrivato a fine ciclo, punto e basta. Nella sfortuna, perché diciamole tutte le cose, ha saltato tante partite Lozano, poteva essere molto più efficace nel Napoli, ma parecchi infortuni sparsi dappertutto. Ci ricordiamo quello là terribile che ebbe in nazionale, che però non gli fa saltare tante cose, ma era il periodo in cui poi si insediava Spalletti. Guardate, ho messo proprio per farvi capire, ho messo in giallino era il periodo Ancelotti Gattuso, e quindi salta 10, 4, 4 e così. 20-21 è il periodo di solo Gattuso, e quindi comunque salta 29, salta 7 partite, salta 9 partite in totale. Dopodiché con Spalletti eppure ne salta diverse per diversi infortuni, e anche alla fine ebbe l'infortunio finale, ce lo ricordiamo. Lui nel frattempo fa gli auguri di compleanno a un amico che c'ha i cavalli. Falso. Allora, sapete quanto ha giocato? Perché io poi mi faccio aiutare da Guido, perché una cosa sono le partite e una cosa sono anche i minuti. È facilissimo. Allora, proprio facile perché Wikipedia e non così. Qua stanno gli anni, è chiaro? Qua stanno gli anni, ve li potete guardare da solo. Il primo anno, coppia Ancelotti-Gattuso, 34 partite, 5 gol. Coppia Ancelotti. Secondo anno, solo Gattuso, 43 partite, 15 gol. Terzo anno, Spalletti, 37 partite, 6 gol. Quindi Spalletti lo rimette al centro del progetto. Secondo anno, 41 partite, 4 gol. Vogliamo andare un attimo nel dettaglio, perché poi dice vabbè, ma quelle le partite contano anche se lo metti un minuto. No, signori. Con Ancelotti Gattuso, l'annata strana, 1117 minuti. 1117 minuti. Dopodiché Gattuso lo mette ai margini del progetto e fa 2082 minuti. Gattuso lo mette ai margini del progetto e fa 2082 minuti. Dopodiché Spalletti lo rimette al centro del progetto. Indovinate quanti minuti fa? 1701. Dopodiché il secondo anno, che lo conosce meglio e quindi si trova tatticamente eccetera eccetera, 1708 minuti. Sipario! Non voglio difendere Gattuso, non voglio attaccare Gattuso, non voglio attaccare Lozano, non voglio difendere Lozano. Dovete dire le cose come stanno, altrimenti prendete per il culo i tifosi, e non ci posso stare. Questo è il vostro mestiere, voi prendete i soldi, vanno bene tutte le opinioni. Quello Lozano non mi piace, Gattuso non mi piace, vanno benissimo le opinioni, ma i numeri non li potete mistificare. È falso. Di conseguenza, dato che dovrebbe uscire perché il Napoli non si vuole accollare questa cosa ed è fuori adesso ai margini perché Garcia con ADL che l'hanno messo ai margini del progetto, veramente non c'è, è da considerarsi che non c'è, salta le amichevoli, adesso non fa nemmeno un minuto, è considerarsi fuori. ADL l'ha detto chiaramente: mi devi portare una squadra o non ti faccio giocare. Questa è la situazione delle coppie
e del terzetto nel caso dei portieri, ma siamo nella logica delle cose. Meret, Gollini, Contini, non si discute. In difesa, lo ripetiamo per l'ultima volta perché siamo alla fine del mercato e ci siamo. Olivera, Mario Rui, e non si discute, Mario Rui è anche rinnovato. Questa è la coppia dei terzini sinistri. Juan Jesus, Ostigard, in questo momento l'ho messo Ostigard, ma è Juan Jesus Nathan, diciamo. Juan Jesus Nathan, perché sono i due mancini e stanno lì. Nathan non convince. Per ora queste sono le coppie e dobbiamo accettarle per quello che è. Rachmani, Ostigard. Poi Ostigard può giocare anche qua, non c'è dubbio. Queste consideriamo le coppie e ci siamo. Di Lorenzo, Zanoli. Zanoli vorrebbe giocare, lo scontento tra gli scontenti, eccetera eccetera. Intanto questa è la coppia perché non c'è nessun Faraoni e non c'è niente da. Di Lorenzo, Zanoli. Dopodiché Gaetano ha postato delle cose sui social oggi, ha detto sono pronto, forza Napoli, ecco qua. Quindi sembra, anche il procuratore ha detto se rientra nei 6 ci siamo. Al momento Lobotka, Gaetano è la coppia, ma Gaetano è più mezzala. Benissimo, è una mezzala che costruisce. Facciamo conto Lobotka, Cajuste, se vogliamo identificare Cajuste in un possibile anche regista, ci può stare. Anch'essa Gaetano, caratteristiche molto diverse. Stiamo facendo le coppie. Zielinski, Elmas, Zielinski è rimasto. Kvara, Raspadori, Raspadori con un atteggiamento molto diverso in campo rispetto a Kvara, lo sappiamo bene. Osimhen, Simeone, non c'è alcun dubbio. Politano, e in questo momento ci aggiungiamo il signor Lindstrom, eppure più grande perché lo devo aggiungere alle cose così, il signor Lindstrom che in questo momento lo mettiamo esterno destro perché lo può fare e per completare le coppie. Però quello che dobbiamo evidenziare è che anche quando me lo compro sui football e lo faccio crescere è considerato più trequartista, è un po' una mezzala trequartista, è il numero 10, è quello che sta dietro alle punte, si può mettere anche sugli esterni, ma è questa la sua zona di campo dove può giostrare con la punta ed essere devastante. È un grande campione, grande prospetto, c'ha un sorriso bellissimo e mi fa impazzire, e già ha vinto la prima partitella, porta bene. Questa è la situazione. Dopodiché si parla di Dem che adesso sta seguendo la Fiorentina, segue sui social tutte le squadre, ma nessuno so piglia. Qualcuno dice lo scambio con Abraham è difficilissimo, qualcuno sta parlando di Torreira. Dem deve uscire, anche perché ragazzi al momento i 17 posti per lo slot normale sono tutti occupati con l'arrivo di Lindstrom. Abbiamo Zedatica che è un Jolly, io non lo considererei. Un Jolly te lo puoi tenere che è Zerbin, che lo puoi mettere qua, lo puoi mettere qua, lo puoi mettere qua, lo puoi mettere qua. Un Jolly di quelli che è un cavallo, che è un cavallino che c'ha corsa, è dinamico, si impegnerà sempre al massimo, però non è che ci vorrei puntare come vice Kvara, il discorso là è diverso. Dem completamente ai margini, non viene manco convocato e lo togliamo. E Lozano, in questo momento dobbiamo capire la situazione, scompare da questa situazione qua o da la possibile situazione qua e scompare e chissà dove andrà. Altrimenti se non si riesce a chiudere in queste 48 ore può essere che se ne parla a gennaio, oppure visto che in Italia e in Europa si chiude il 1° settembre, mentre in Arabia il 7 settembre, ma adesso con l'aggiornamento pare che sia il 7 settembre che chiudono, potrebbero riuscire voci arabe e il Napoli potrebbe voler chiedere meno in chiusura di mercato proprio per togliersi l'ingaggio, e anche se accetti di meno dei 10 milioni, dei 15 che valuti il ragazzo, ti conviene lo stesso, perché tecnicamente non lo vuoi utilizzare, perché l'ingaggio è alto e perché la plusvalenza la fai, perché bastano 2 milioni per fare plusvalenza, quindi il Napoli secondo me questa operazione in uscita la farà. Quindi ci resta un Jolly e ci resta un buco a livello di caratteristiche a centrocampo, perché questo poi è il buco. A livello di caratteristiche a centrocampo non c'è uno che fa il lavoro di Anghissà, lo può fare Cajuste, se lo fa Cajuste non c'è uno che fa il lavoro di Lobotka, lo può fare Zielinski, cioè capitemi cosa significa, cioè il vice Lobotka non esiste, è difficilissimo da individuare. Si può fare di necessità virtù, come si sta facendo di necessità virtù per Nathan, cioè il nuovo Kim non è stato preso, quindi si sta puntando in questo momento su Juan Jesus. Dici, ma Juan Jesus non ti dà garanzie fisiche, può giocare tutte. C'hai Ostigard che è pronto nel frattempo che Nathan esplode e si trova pronto e magari ci fa una grande star. Con l'arrivo di Lindstrom tutti stanno parlando, e secondo me è anche convincente, di uno Swift
di un cambiamento non radicale per quello che riguarda anche il modulo vero e proprio. Perché De Laurentiis vuole il 4-3, però sappiamo anche che vuole far giocare Raspadori, e probabilmente, visto che non l'abbiamo più sentito parlare De Laurentiis, cioè aveva detto che lui faceva gli interventi, chiuso i rubinetti, non si parla né con lui né con Garcia. Può essere anche che sono venuti a miti consigli e che quindi De Laurentiis e Garcia abbiano parlato. Voglio vedere Raspadori in campo, il grande acquisto, il grande investimento. Benissimo, mister, Raspadori è uno che va sulle vie centrali, è una punta. Che facciamo? Non facciamo giocare Osimhen? Ah, Osimhen deve giocare. Allora io lo comincio ad utilizzare anche esterno, cerco di reinventarmelo anche mezzala, perché poi ce lo ritroviamo anche qui, tanto Kvara veramente le giocherà tutte, quindi serve lo spazio per Raspadori. Può giocare al posto di Politano, può giocare al posto di Zielinski, può giocare anche al posto di Anghissà quando vuoi fare una partita di attacco furioso, e ovviamente ragazzi la possiamo chiamare mezzala, ma alla fine diventa una sorta di 4-2-3-1 senza dubbio, per le caratteristiche dei ragazzi. Quindi togliamo un attimo Gaetano da me, togliamo Elmas, che è un jolly assoluto, che puoi mettere anche qua, puoi mettere anche qua, puoi mettere anche al posto di Anghissà, perché fa tutto un lavoro anche di copertura. Lindstrom diventerà un altro di quei jolly assoluti. Attenzione, nel frattempo lo mettiamo qui, bello anche più grande perché è un acquisto importante. Togliamo un attimo Cajuste da mezzo, eppure Simeone lo mettiamo che parte dalla panchina. Dobbiamo essere onesti. Mario Rui panchina, Atan in panchina, Ostigard in panchina, che ogni tanto vorrà essere messo, Garcia lo può mettere qua nelle fasi difensive al posto di Lobot, Zanoli in panchina, e poi ci sono i jolly numero 1, jolly numero 2, jolly numero 3, che sono potenziali cotitolari. Mario Rui è un potenziale cotitolare senza Lozano. I nuovi potenziali cotitolari di Politano sono Lindstrom, che ovviamente se si inserisce con la tecnica che ha, con la velocità che ha, può anche diventare il titolare di quella fascia, quindi l'attacco che sta entusiasmando i tifosi, Kvara, Osimhen, Lindstrom, può essere una cosa molto molto interessante. E poi ci sono quelli dietro che servono, cioè, tutti questi jolly servono, con l'idea probabilmente che piano piano il centrocampo a 3 non sarà una cosa obbligatoria, si può mettere Zielinski. Tu devi anche calcolare la situazione della Coppa d'Africa, e nella Coppa d'Africa non hai Anghissà, ci puoi mettere Cajuste, non hai Osimhen, ci puoi mettere Simeone. Zielinski è stato provato qua, ci è stato provato anche Elmas. Insomma ragazzi, è ben definita la squadra del Napoli. Non credo a questo punto del mercato che si farà dell'altro. La vedo difficile perché manca pochissimo tempo. Certo, se riesci a piazzare Dem ci puoi mettere un altro, ma al momento secondo me questa è la situazione. Ti levi Dem, ti levi Zedadka, ti levi Lozano e stai già a posto. Poi non vi convince Nathan, non vi convince Gaetano, questo è un altro paio di mani. Però come numeri, come gioco delle coppie e con un po' più di duttilità, perché questi possono essere spostati, non è il biliardino, possono essere spostati e a seconda delle caratteristiche facciamo un gioco anche diverso, che non deve passare per forza da Lobotka, siamo un pochino più verticali, un pochino più diretti sulla punta. Questo è un Napoli che secondo me può fare grandissime cose. L'importante è mettere i giocatori al centro del progetto e non a margine del progetto Napoli. Da New York, Valerio Fluido, Azzurro Fluido è tutto. Perdonatemi lo sfogo, prometto che non lo faccio più, sempre che non dicano stupidaggini ai tifosi perché ci rimango male.